battuto, dove il basket hai vinto? Presente. Presente. Salvo. Presente. Grazia. Presente. Eugenio. Signora maestra, ma Eugenio è ancora assente. Perché Eugenio è ancora assente? Ma signora maestra, ma se Eugenio a scuola che ci viene a fare? Sei sempre tu, ti stai portando la cattiva strada, basta, mi butta. Continuiamo.
La presidente quella! Portate i bambini! Uno! Mannaggia! Senti Mirkuccia, ma io ora che non c'è la maestra te lo devo dire. Ma che cosa? Io mi ho innamorato di te. Ma che schifo! Che schifo lo dici tu? Che schifo lo devo dire io? No, che schifo lo dico io! Con questa capigliatura e con questo collo di pelliccia che ti metti sempre. Ma che cos'è, volpe della Groenlandia? Mirkuccia, ascolta, mi potresti dare un bacino qui sulla fronte? Ma che sei scemo! Dai, ti prego, dammelo! Ma sei scemo! Dai, dammi un bacino qui sulla fronte! Mi hai scocciato sto coso che crescente! Ma no! Ma proprio per forza! Dai, ti prego! Bimbi, qui. Ma Mirkuccia, devi prendere la rincorsa giusta, Vai! Mi sta la maschicinta! Mi sta venendo una cosa che mi sale da qui e mi viene in porta al stomaco. Dove sono i cameroni? Senti, Mirkuccia, me lo daresti qua un bacino sul nasino? Il nasino? Prima di scrivere il copione, guardati allo specchio! E io l'avevo scritto per il mio fratellino. Ma che sei scemo! Dai, dammelo! Ma sei scemo! Dai! E va bene! Dai, posso dartelo quello da qua? No, dai, dammelo! Mirkuccia, ma che cosa hai mangiato? Ho mangiato la ricotta
Bimbi, Gio, siedi. Mircuccia, mi vergogno un po' a dirtelo, e anche a farlo. Senti, Mircuccia, me lo daresti un bacetto qui sulla boccuccia? Dai, faccio un altro e lascia. Dai. No, ma che sei? Sciamo! Dai, dammelo! Mi si sciamo, mi si tutto sciamo! Cioè, ma che sei tedesca, per caso? Guarda, girate! Oh! E botto 50 euro! Mamma mia! Cosa state facendo? Mircuccia, voleva 50 euro! Siete fortunati che il preside non c'era. Ma dove sta tutto questo tempo? Questi sono fatti miei, Totò! Basta! Ancora? Ti interrogo ancora. Hai visto? Ma la smettete? Totò! Ma cara maestra, perché sempre a me? Perché tu sei presente! Totò, parlami degli spermatozoi. Che cosa, signora maestra? No. Che cosa, signora, non ho capito? Parlami degli spermatozoi. E gliene vanno dal pozzo e le faccio uno schizzetto alla lavagna. Tu sei proprio un botto, Totò! Sei un botto! Basta! Salvo! Vabbè, andiamo avanti. Passiamo a te, Mircuccia. Ma perché sempre a me? Perché tu sei E all'altro il palloncino! E ora rimarrà incinta! Mircuccia! Ma perché sempre a me? Perché tu sei antipatica! Ma io ieri ho studiato! Vediamo! Mircuccia, dimmi l'infinito di Leopardi! Infinito di leopardi! Leopardare! Seduti! Basta! Ma guarda! Totò! Ma perché sembra a me, signora maestra? Perché tu sei presente! Totò, recitami il passero solitario. Totò, recitami la poesia Il passero solitario. Ah, questa la so. La luce ti libera.
ti dico la retina. Farfallina, farfallina, torna a casa, farfallina. Farfallina, farfallina, non andare, farfallina. Farfallina, farfallina, torna a guaglia, farfallina. Farfallina, farfallina, non volare, farfallina. Farfallina, farfallina, vieni da me, farfallina. Farfallina, farfallina, torna a casa, farfallina. Farfallina, farfallina. Oh, fanculo, farfallina. Bimbi, seduto. Oltre ad essere maleducato, sei ignorante. Rosario! Mi sono rotti i piedi. Signora maestra, ma che cosa è tutto questo fumo? Bentornata, mi cucciare al posto. Forza! Ma che c'è stato una festa vecchie? Siediti! Dottor, se ti comporti così, non ti vorrà mai bene nessuno. Ma non è vero, signora maestra, che non mi vuole bene nessuno. C'è la cugina della sorella, della cognata, della zia, del cugino, del fratello, del nipote di mia zia, che mi vuole tanto bene, è una parente stretta. E perché mi vuole così bene che mi ha regalato anche un paio di sci d'acqua. Bene. Solo però che non l'ho potuto ancora usare. E perché ancora non
usare? Io non ho trovato un lago in discesa! Sì! Venuto, smettila, smettila! Piccuccia! Sei un ignorante, adesso basta! Patricia, mi avete stufato! Adesso basta, Piccuccia! Questo! Ma sei proprio... Ma sei proprio un maniaco sessuoso! Ti pare a metterti questi vestiti scandalosi a scuola? Volevamo parlare di voi, signora maestra? Che è stato da prezzo, c'è stato 3 ore. Silenzio! E il preside non c'era. Mircuccia, passiamo a te. Ma perché sempre a me? Perché tu sei antipatica. Ora ti faccio una domanda facile. Meno male. Dimmi una parola. No! A te no! Basta! Dimmi una parola che contenga 2 P. 2 P. Sì. Bottiglia. Bottiglia. E le 2 P dove sono? Mi... E tappo! Basta! Seduta! Brava! Basta! Passiamo alla storia. Totò. Ma perché sembra a me? È perché tu sei ripetente. Totò, con la tua grande fantasia, inventa una storia. Ragazzi, basta! Bambini, smettetela! Una storia che contenga, Mircuccia, la morale cavalleresca. È una storia che contenga... La morale cavalleresca. Ah, sì. Un giorno un cavaliere nero con la lancia nera, con la spada nera, con lo scudo nero incontrò un cavaliere bianco con la spada bianca, con lo scudo bianco, con la lancia bianca e lo uccise. Il giorno dopo 2 cavalieri neri con la lancia nera, con la spada nera, con lo scudo nero incontrarono 2 cavalieri bianchi con la spada bianca, con la lancia bianca e con lo scudo bianco e lo uccise. Il giorno dopo 5 cavalieri neri con la lancia nera, con la spada nera, con lo scudo nero incontrarono 5 cavalieri bianchi con la spada bianca, con lo scudo bianco, con la lancia bianca. Il giorno dopo 100 cavalieri neri con la spada nera, con lo scudo nero, con la lancia nera, incontrarono 100 cavalieri bianchi con la spada bianca, con la lancia bianca, con lo scudo nero. Il giorno dopo 1000 cavalieri neri con la lancia nera, con la schiena nera, con le cavalieri bianchi, con la spada bianca, con lo scudo bianco, con la lancia bianca e lo uccisero e basta. Totò, scusami, la morale cavalleresca dov'è? La morale cavalleresca è che i cavalieri neri non devono rompere i coglioni ai cavalieri bianchi. Adesso basta! Mi avete stappato! Basta! Mi avete stufato! Basta! Sono esasperata! Non ce la faccio più! Grida la maestra! Si rilassi! Si venga a sedere al mio posto! Ne facciamo vedere un balletto! Meno male! E che balletti facciamo qua? Grande festa alla corte di Francia,
Signora maestra! Signora maestra! Dimmi, scusa. Se non la finiscono, ti spacco la sedia in testa! Mi piace anche a me il cuccio. Allora, questa stamattina, mentre venivo a scuola, nell'autobus, ho incontrato due persone in francesi che dicevano la parola pourquoi. Ma che significa pourquoi? Perché? Stamattina, mentre venivo a scuola, ho incontrato due persone francesi che mi dicevano la parola pourquoi. Ma che significa pourquoi? Perché? Stamattina, mentre venivo a scuola, ho incontrato nell'autobus due persone francesi che dicevano la parola pourquoi. Ma che significa pourquoi? Perché? Stamattina, mentre venivo a scuola, ho incontrato due persone che dicevano la parola pourquoi. Che significa pourquoi? Perché? Non ci dare conto, è una maleducata, che a me mi risponde sempre dopo, Signora maestra, Dimmi, Totò. stamattina nell'autobus con lui c'ero anch'io e c'era un'altra persona straniere e ho sentito la parola tomorrow. Che significa tomorrow? Domani. Senti. Senti, Totò. Ah! Il cuccio, cosa hai fatto? Ah! Il cuccio. La pallina! La pallina. La pallina. La pallina a scuola. La pallina a scuola. La pallina! Seduti tutti. Seduti. La pallina! Portatevi un metro indietro. Il cuccio, siedi. Ma questa è la pallina! Ma siedi, Totò. Seduto. Ti devi sedere che tu dai cattivo senso. Perché? Ma io... Ma... Non ti preoccupare, Cuccia, la compriamo! No, vabbè, non fa niente, ne faccio un'altra. Ma che schifo! Totò! Ma che fatto? È andata la luce! È andata la luce! Si è il fumo! Ma cosa? E anche le luci hanno acceso!
cacciatore e ne spara 2. Quanti uccellini restano sull'albero? Elena, rispondi tu. Allora, 8 uccellini. Seduto. Arriva il cacciatore, ne spara 2. 6. Brava Elena. Avete visto quanto è brava Elena? 6 uccellini. Signora maestra ha sbagliato. Totò, sentiamo perché ha sbagliato. Perché è vero che rimangono 6 uccellini vivi, però sul ramo non ne rimane neanche uno perché hanno paura del fuoco del cacciatore e quindi sul ramo non ne rimane neanche uno. Bravo Totò, mi piace il tuo ragionamento. Mi piace il tuo ragionamento. Quindi basta. Ora glielo posso fare un problemino, signora maestra? Sentiamo Totò. Ci sono 3 signore sedute su una panchina che si mangiano il gelato. Una lo morde, una lo lecca e l'altra lo succhia. Qual è la signora sposata? Quella che lo succhia. No, signora maestra, quella che ha la fede al dito, però mi piace il suo ragionamento. No! Oltre ad essere un maleducato sei anche un porco, un maiale! Ma chi? Basta! Ora vediamo i compiti per casa. La maestra vi aveva detto di inventare una canzone servendovi di un oggetto di disegno. Mircuccia, cosa hai fatto? Un disegno. Vediamolo. Che bello, l'hai fatto da sola. È difficile questo disegno, eh? Totò, smettila. È complicato. Smettila. Basta. Ti sarai ispirata sicuramente a qualche corrente artistica. Cos'è una hip? No, è noi. Totò, vediamo cosa hai fatto tu. Io praticamente un oggetto mi ha ispirato una canzone, eccolo qui. Una sega? E mi dici qual è la canzone che ti ha ispirato? Questo oggetto? Senza una donna. Totò, sei un maiale! No, no, Sei un porco! no, ho sbagliato. La solitudine. È così! Basta! Ora vi faccio 2 domande di grammatica e poi vi mando a casa. Mircuccia! Ma perché sempre a me? Tu sei antipatica! Mircuccia, nella frase i bambini vanno volentieri a scuola, volentieri che cos'è? Una bugia! Ignoranti, tutti ignoranti, una classe ignorante. Tu sei il primo. Basta, passiamo a te Totò. Ma perché sempre a me? Tu sei ripetente. Totò, con la tua grande fantasia, inventa una frase che contenga l'avverbio probabilmente. Che contenga? L'avverbio probabilmente. Ma non senti stamattina? Stamattina, mentre veniva a scuola, ho incontrato mia nonna che andava al parco con il Times sotto il braccio. Come Totò? Stamattina, mentre veniva a scuola, ho incontrato mia nonna che andava al parco con il Times sotto il braccio. Come Totò?
let me be, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on, sis, go on your lips, fuck that, come on, let's go on your lips, let's get ready. This shit's about to get heavy. Fuck you, nigga. Now it's too tight, no time for me, so everybody just follow me. Give me a little controversy, cause it feels so without me. I said it's too tight, no time for me, so everybody just follow me. Give me a little controversy, cause it feels so without me. Ok, allora, questa era la nostra scuola! Ok, ci diamo per mano? Ok? Su. Ok. Allora vi ricordo che tra 10 minuti esatti, spaghetti e torta alle vostre spalle, passo velocemente alla presentazione. Eccola qui, abbiamo poco spazio oggi, eccola qui, la nostra animatrice Mini Crepe. Bambini, mi raccomando, un urlo per Grazia! Ok, ancora avanti, responsabile Mini Crepe, Giada! Bravi bambini, bravi! Eccola qui, la nostra ginnasta che ci risveglia ogni giorno e dopo ci divisa anche con i pari di gruppo, Elena! Ok, sicuramente grande contattista, ma si occupa di tutto quello che è ballo, lei la vedete dappertutto, a fare accorgino, a fare balli e anche in palestra la nostra Patrizia! Ok, la nostra maestra di tennis, ma vedete che fa anche, si vede le vesti della istruttrice d'aerobica, la nostra Tiziana! Ok, il nostro torneista, lui ogni giorno alle 10:30 con l'Oliver Club e poi alle 17 con i grandi, ci delizia con il suo simpatia, con i suoi tornei, Salvo! Ok, è quasi guarito, allora tornerà a ballare, speriamo la prossima settimana, e si occupa di tornei relax, grande simpatia per Simone! Ok, avrete potuto sicuramente apprezzare per le sue doti di ballerino di standard latinoamericano, ma non so fare solo questo, avete visto che sa ballare anche benissimo l'hip hop, il nostro Rosario! Ok, e là è un furbacchione, un birbante, sta dentro la cabina DJ, non esce mai, mezzo uomo, dato che sta nell'acquario, mezzo pesce, ve lo presento il nostro tecnico alle luci, Filiberto! E allora arriviamo, ok, eccola qui, sicuramente oggi avete visto qualche balletto, l'avete visto in prima persona, con la sua grazia, eccola là, a ballare, sicuramente grande coreografa, Veronica! Ok, e allora avete voluto apprezzare la sua simpatia per tutta la settimana, grande cabarettista, oggi in versione Mircuccia, ve lo presento, Mirko! Allora, prima di passare sicuramente ad altro, voglio ringraziare con un applauso tutta la sala, sicuramente in prima persona il nostro maestro Antonio e dopo tutti i camerieri, tutte le bare, in prima persona Niello e dopo tutti i barman che abbiamo, Rossella, Daniela e ancora tutti coloro, tutti responsabili, tutti coloro che lavorano in cucina, tutti coloro che lavorano in reception, tutti, ma il più grosso ringraziamento va a voi di essere stati qui tutta questa settimana. Grazie di tutto, grazie di vero cuore. Un ringraziamento particolare dobbiamo ancora farlo, il più grande, è a colui che ci dirige, il nostro papà artistico, colui che ci
spinta verso il divertimento, il capo animazione, equipe del Vietnam Olimpia, signori, Totò Minardi! Ok. E allora, se tutto questo è stato ancora di vostro gradimento, dimostratelo con una piccola battuta di mani, niente di più. Grazie di tutto e sicuramente adesso il più grande ringraziamento che potete fare voi a noi è ballare insieme a noi la nostra sigla e poi il Fall on the Leader, la nostra sigla dei balli di gruppo, perché al termine del Fall on the Leader ci spostiamo alle vostre spalle spaghettata e a tutto quello che avete visto durante queste sere potete sicuramente rivolgervi al nostro cameraman Nicola, presso di Valenzi Scialli di fronte al nostro bar, quindi tutte le cassette, ciò che avete fatto insieme a noi questa bellissima vacanza potete trovarlo nel nostro Nicola. Ragazzi, noi siamo qui per voi, e allora stasera cabaret è molto difficile, mi sta guardando e dice vediamo che cosa combinate, è molto difficile fare cabaret perché c'è tanto cabaret in giro, Zelig in prima serata, quindi è molto difficile perché ormai specialmente il popolo del sud è diventato col palato fine, perché è difficile fare ridere, è più facile fare piangere, e per questi giorni vi abbiamo accontentato. E fate un bel applauso, se non gradite non applaudite, potete anche fischiare. Vi presento il primo sketch e poi ve li presenterò tutti da dentro perché avremo velocità nel vestirci. Il primo sketch di stasera apre il nostro cabaret, prima io, prima tu. Questo è gratuito, un applauso. Tesoro! Amore mio! Tesoro mio! Amore! Tesoro! E dai, entra prima tu nella nostra camera da letto! No, entra prima tu! Dai, ti prego, prima tu! No, prima tu! Dai, ti prego, amore, prima tu! Ho detto prima tu! Insieme al mio 3! Al tuo 3! 1, 2, 3, non se ne capisce! Maria! Amore mio! Mi stavano operando e poi non mi hai fatta doccia! Amore mio! Amore mio, avevo della primatura per taglietta! No, prima tu! Ti prego, amore, prima tu! Il telefono, amore! No. C'è qualcuno che ci cerca! Gli ho staccato il telefono stasera! Prima tu! Dai, ti prego, prima tu! No, prima tu! Dai, ti prego, prima tu! Ho detto prima tu! Insieme al mio 3! Al tuo 3? Via, 1, 2, 3! Allora... Amore, dai, entra prima tu nel nostro letto di notte! No, prima tu! Ma raga, com'è questa vestaglietta tutta pulita? Mi dà la ventilazione non se ne fa! Dai, ti prego, prima tu! No, prima tu! Dai, ti prego, prima tu!
Insieme Insieme? al mio 3. Al tuo 3? 1, 2, 3, con tutti scatto, ma mamma. Amore, ma ti ha detto tutto la mamma? Sì, proprio tutto. Ma tutto, tutto, tutto? Sì, proprio tutto, tutto, tutto. Amore, ma hai cambiato i materassi a me sono ortopedici, per caso. E allora comincia prima tu. No, prima tu. Ti prego, gli addominali non sono tanto. Dai, inizia prima tu. No, prima tu. Dai, ti prego, prima tu. Ho detto prima tu, prima tu, prima tu, prima tu, prima tu, prima tu. L'hai cantata. Dai, ti prego, prima tu. Ma che cosa? Ho detto prima tu. Insieme Insieme? al mio 3. Al tuo 3? Bambini, chiudete gli occhi, girate tutti insieme. Girate. 1, 2 e 3. Del nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno. Buongiorno, gli osservativi. Come? Vivi. Cosa? Prego, che cosa desidera? Ha chiesto? Mi dica, posso esserle utile? No, questo dovrei dirglielo io. Ah, lo deve dire lei? Sì, mi è dato lei alla farmacia. Ah, mi scusi, allora avrò sbagliato, sicuramente mi saluti tutti a carico, Buongiorno. Non ti dico. Buonasera, buongiorno. Buongiorno. Pacchi dei preservativi. Cosa? Anche preservativi. Attivi cosa? Un pacchetto di aspirine. Ah, le aspirine. Ehi. Sì, gliele ricetta. Ecco sì, e anche 2 pacchetti preservativi. Le aspirine le ho capite. Tivi cosa? Sì, aspro, perché come vicino l'aspirina aspro così ci leva tutto l'influenza, ci debella tutto. Va bene. 2 aspirine e aspro. Aspro, 2 aspro e 3 pacchetti preservativi. Tivi cosa? Tiri, non come da Bactrim. Ah, sì, proprio. Benissimo. 2 aspirine e aspro e il battito. E 4 pacchetti preservativi. Ma tivi cosa? E il Malox. Bravo! Perché poi no, tutte queste cose poi ci brucia lo stomaco, noi ci mettiamo in mano e stiamo a cavallo. E anche mi incazza anche te fai i preservativi. Senta, allora, 2 pacchetti di aspirine, 2 aspro, Bactrim e malo. Tivi cosa? Cendali beta, cendali 10 pacchi di cendali beta. Ci risparmiamo tutti, Che schifo! non siamo Ma cortisoni che dipendenti. Che schifo! Sì, Aspirine. e poi 11 pacchi di preservativi. Ma tivi cosa? E il Valium. Ne ha bisogno! Ne ha Sì, che ce lo pigliamo e ci fa stare bene. Eppure 20 pacchetti di preservativi. Oh, ma lo poteva dire subito! Che cosa? Che voleva i preservativi! E ho speso 1,5 milioni però. Lei lo dica sottovoce! Mi fai il conto? Alella! Sì? Quanto stanno i preservativi? Ma guardi, trattanti per lui e stimolanti per lei! Oh, ma che sono stuzzerie? Ma come mi permettete? Ma qua non c'è più religione! Va bene. Ciao bella! Buongiorno. Un po' di preservativi di quelli lunghi. Lunghi? So che me. Glieli prendo subito. Bravo, che stasera ho preso. Mi dispiace, quelli normali sono finiti. Quelli
me. Guardi che non è un problema di misura. A te là, non mi conosci. Sono finiti quelli normali, ma sono rimasti quelli a colori. Quella a colori. Giallo, verdi, rossi, tanto a quella stasera le faccio vedere l'arcobaleno. Sì, forse non ha capito, sono rimasti solo quelli a righe. No, a righe me spina. Dottoressa. Buongiorno, ancora lei? No, me ne vado subito. Un preservativo me ne Molto scappo. subito. Ma qualche non parlare sottovoce, siamo rimasti solo io e lei in farmacia. Mi dia un preservativo me ne vado. Subito. Grazie, No, grazie, poi grazie. faccio lo scontrino. No, Sì, già fatto. Tin. Eccolo qua, il vincitore del concorso Birra Preservativi! Hai vinto stato il 1000° concorrente che ha acquistato i preservativi e quindi vinci 10.000 pacchi di preservativi, tutti per te! Eccolo qua, inquadra il protagonista, va a vedere, non può dirmi, vieni qua! Ma sicuro che è come preservativi qua? Eccolo qua, li sta vedendo tutti, telefondecato, Italia 1, Rai 1, Rai 3, pure Match Music li sta vedendo. Tutti quanti sta vedendo i tuoi zii, i tuoi nipoti, i tuoi cugini, i tuoi parenti, eppure tua nonna, tuo papà, tua mamma, eppure tua moglie ti sta vedendo, sei contento? Sei contento che ti sta vedendo tua moglie? Capitano, mia moglie prende una pillola, porca.